Pisana capolista vuole chiudere l'anno solare 2016 davanti a tutti. La Roma Calcio a 8 GSA vuole confermarsi nelle posizioni alte della classifica. Questi gli ingredienti della 13ª giornata di Serie A della Lega Calcio a 8. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Andiamo a leggere la lista dei convocati con i quali mister Rossi e mister Di Pasquale si presentano a questo appuntamento, l'ultimo dell'anno. Iniziamo dalla Pisana Calcio 8 perché c'è un nuovo portiere tra i pali. Non c'è Giuseppe De Bernardo, il guanto d'oro dello scorso anno, ma torna titolare Marco Filonardi. Dopo marca. Il tradizionale saluto della Pisana Calcio a 8 in ricordo di Andrea Di Lorenzo prima dell'inizio della gara. 1, 2, 3, Andrea! Dopo il saluto della Pisana, la lista dei giocatori di Davide Di Pasquale che schierano appunto il numero 8 a Massari, 10 Cervini, 5 Chianelli, in porta c'è Marco Filonardi, il vecchio elemento della famiglia pisana, oggi giunge proprio alla vigilia del suo ritorno nel mondo del futsal, anche titolare tra i pali della Lega Calcio 8, il numero 6 Lalli, 11 Laurato, 2 Pace, 7 Ricci, 14 Scerrati. La Roma Calcio 8 non ha nessuna intenzione di fare la vittima sacrificale qui al Ciriaci, dove tante delusioni contro Pisana e Bacci lo scorso anno hanno incontrato quelli di Villani. Si presenta con il numero 6 Alcini, in porta c'è Goletti, torna dopo l'infortunio rimediato contro il Cotton proprio qui. Un intervento duro su di lui di Barbarella. Nel frattempo la gara è iniziata. Il 22 Grimaldi, l'11 è Indelicato, il 7 Lorusso, 3 Oliva, 5 Poli, 8 Parroni, 2 Pisapia, 16 Klaus Seferi, 9 Succi, 4 Pannozzi. La prima pressione di Laurato va a buon fine. Il primo intervento di Oliva è subito positivo, le prime gocce di pioggia proprio allo start della gara iniziano a scendere qui al Ciriaci. Ha piovuto per tutto il giorno a Roma, sta seguitando nella sera, speriamo non rovini lo spettacolo a cui stiamo per assistere. È l'ultimo spettacolo dell'anno, prova a ordirlo la Pisana da fuori con Chianelli in verticale, Goletti la lascia lì e rinvia in qualche modo Vannozzi. Pisana subito ficcante, vuole approfittare del terreno reso scivoloso ed impervio dalla pioggia. Non sarà un lavoro facile quello a cui vanno incontro i due estremi difensori. Nel frattempo Cervini ha ceduto ancora a Chianelli, più propositivo del solito il capitano, di solito ancorato nelle posizioni difensive. C'è qui a sinistra Ricci. Ricci osserva il piazzamento dei compagni e va dentro per la lunga scalata di Ammassari. Ammassari prova con un tunnel, non passa su Alcini, torna Ammassari, lo chiudono in due ed è rimessa dal fondo. No, scusate, calcio d'angolo per la Pisana. Due uomini della Pisana in area di rigore, piove purtroppo a vento. Il corner battuto, arcuato dentro. Viene rinviato, allora Capitan Seferi prova a controllare con l'esterno, incombe su di lui la marcatura attenta di Cervini, allora Laurato, fuori per Chianelli, di prima con idee chiare da Ammassari, Laurato li può anche tirare, cede invece per un 1-2, splendido, si chiude Laurato e solo Goletti la tocca, ma non basta, è la solita azione in avvio della Pisana Calcio a 8 che fa 1-0 con Matteo Laurato. Buona Danilo! Roma Calcio 8 presa d'assalto sin dai primi minuti, una goccia di pioggia sull'iPad. Una goccia di pioggia sull'iPad e certo non è una gran cosa, qua bisognerà attrezzarsi con una sedia il prima possibile. La regia che era affidata a Filippo Di Camillo passa nelle mani del sottoscritto quando attacca la Roma, accentrandosi parte un destro, è deviato poi dal limite, Chianelli la va a giocare fuori sulla destra, rinvio alto, controllo in difesa della Roma che poi prova, la Pisana adesso deve contenere. Solito avvio per i ragazzi di Pasquale molto positivo, sono soliti andare in vantaggio qui in casa nei primi minuti. La Roma non ci sta, allora Succi dando a sinistra c'è un buon filtrante, la Pisana lo può far scorrere, però sul fondo giunge la sedia, ci sarà di grande aiuto d'ora in poi. Proveremo a rendere accessibile la ripresa a chiunque, ma non sarà facile. È iniziato a piovere, che Dio la manda qui al Ciriaci. Chianelli ad alzare in difesa, sperando di aver intercettato la bolla migliore possibile.
Torna in sede di regia Filippo Di Camillo, torniamo anche noi in cronaca con Uliva a cambiare fronte dall'altro lato, poi in verticale Succi ha spazio per girarsi, viene toccato, va giù e l'arbitro vediamo cosa decide. È calcio di punizione per la Roma, calcio 8 dal limite. Parroni o Pisapia? Parte Parroni. Esce Filonardi con coraggio e con il petto. La prima parata da portiere di futsal di Filonardi, è uscito a chiudere tutto lo specchio di fronte a Parroni, ha respinto di coraggio col ventre, sembra aver incassato il colpo. Tiri a cavallo. Filippo Di Camillo che dovrà effettuare una ripresa a cavallo ora con la Pisana che trova a Massari. Primo pericolo, corso da fermo. Il Chianelli ha giocato in verticale, c'è un tocco, Coletti la chiama ma deve andare con i piedi. Pallone difficilmente leggibile dal portiere della Roma, tante volte rimbalza appunto diventando più veloce, tante volte rallenta quando ha giocato rasoterra. Ha piovuto molto ma ha assorbito bene il terreno del Ciriaci. Ricci, stoppa Ricci, converge, è stato un fattore contro la Colbet anche con gli uomini di Di Pasquale con uomo in meno. Cervini a Massari, vince un rimpallo, si presenta al lato corto dell'area di rigore, è però pressato bene dal Cini che gli si francoboll, arriva in seconda battuta Oliva, missione compiuta perché la Roma porta a casa anche fallo laterale, già battuto, Parroni, il brevilineo direttamente dal checco dello scapicollo per Succi che non riesce a chiudere un triangolo non facile, allora Ricci, Cervini, scivola sulla destra la Pisana, poi con pazienza torna da Cervini, si è abbassato Laurato, sbaglia su Chianelli, allora Parroni, Seferi in area di rigore, rimonta alla grande, Cervini all'ultimo a toccare, calcio d'angolo, battuto il corner, dentro la palla passa, il sinistro dall'altra parte, Filonardi ancora. Sta dimostrando di essere concentrato, una parata anche sul suo palo, presente sugli sviluppi dell'azione da corner Filonardi e può ripartire la Pisana dalla destra. Palla dentro il numero 9 su Ammassari, 1-2 che si chiude, altro controllo, arriva Seferi però che dà una mano anche in difesa, quest'anno l'ha fatto sempre ma lo fa con grande costrutto e poi va a ripartire portandosi dietro mezza Pisana e il diagonale dentro. Succi è anticipato da un ottimo ripiegamento di Ricci che poi si va a proporre, sono partite a 100 all'ora le squadre, in barba al freddo che ci fa invece battere i denti qui al Ciriaci. Il numero 9 della Pisana, Chianelli quindi, a destra Chianelli, indietro Cervini, è ultimo uomo, è anche l'unico elemento in maglia nera nella metacampo difensiva dei ragazzi capitanati da Chianelli. Il lungo rilancio direttamente da Filonardi l'ha operato per spazzare l'area Alessio Oliva. Pisana che gioca con un uomo molto profondo, il numero 9, due ali che di solito si abbassano per offrire soluzioni comode di passaggio. E Chianelli oggi è in cabina di regia al posto di Piccolo, Laurato soffre ancora la pressione della Roma e poi Seferi. Occhio a Seferi, buona palla data qui sul settore di destra, c'è Succi ancora dentro per Seferi, vuole girarsi, l'appoggio fuori col mancino, parte il tiro, doppia deviazione, poi Laurato col tacco, Pisana che riparte, fallo di mano, passibile forse anche di ammonizione, comunque va bene la bolla, l'ho vista, cioè che poi fa di diverso. Ricci, lo so. Laurato, va da pace, il proprio numero 2, quindi Chianelli allora Laurato. Appoggio fuori a Ricci. Muove a due tocchi il pallone la Pisana. Chianelli, sale Chianelli. In verticale, buono ancora una volta Alcini. Parroni, mantiene il possesso la Roma, si riorganizza, dispone i propri avanti. C'è Seferi qui sulla destra che cambia, che vuole un cambio di gioco. Vediamo se se ne accorge Parroni.
Parroni palla al piede, trova Pisapia. Occhio a Pisapia. Marcato stretto da Chianelli, arriva anche a Massari, si è chiusa tutta la Pisana dietro la linea del pallone quando Parroni cerca un varco. Lo trova alla fine con un po' di imprecisione su Alessio Oliva. Nuovo Oliva. Belle le divise della Roma Calcio a 8, cambiate nella scorsa gara. Seferi col destro! Non è il suo piede, ma ha imparato a tirare anche con quello, fa male. Seferi, 1-1 della Roma. Sorpreso stavolta dalla rasoterra Filonardi, poca pressione su Seferi al limite dell'area di rigore. Pisana che per una volta non è riuscita a retrocedere di squadra, tenendo corte e strette le proprie maglie nere. Allora pari immediato o quasi della Roma, dato che siamo giunti praticamente al 9° minuto nel corso della prima frazione. È una bella gara, sono propositive entrambe le formazioni. Occhio dentro all'assist, l'ultimo tocco è del centravanti della Pisana, che gioca con questo piccolo falso 9 a tutti gli effetti, perché ce l'ha anche sulla maglia il numero. Parroni per Succi, lui non è proprio un falso 9. Parroni incombe ancora e riesce a superare Ricci, poi la palla gli passa sotto la suola. Aveva fatto la cosa più difficile Parroni, rimanere in possesso, poi se l'è fatta scivolare via sul fondo, troppo basso, fidati. Chianelli dietro da Cervini. Ricci, ora è raccolta dietro la Roma. Ecco Ricci, filtrante buono per Pace, se lo dimenticano, esce Goletti. Pace Goletti però con il piede, gran parata. Se l'erano totalmente dimenticato nella scalata lì sulla destra. Pace ha avuto tutto il tempo di prendere la mira, un'uscita coraggiosa Goletti a dire di no. Ancora Pisana, Laurato lascia lì al numero 9, un tiro deviato, la palla attraversa tutto lo specchio, finisce dall'altra parte dove Succi vuole spingere il contropiede dei suoi, allungandosela alla grande, se ne va anche su Pace. Occhio che di fronte a lui adesso c'è Cervini. Succi si mette in proprio, poi l'assist. Ricci stava rischiando l'autore con questo intervento in scivolata. Pioggia che nel frattempo si è calmata, ma noi da vecchi lupi di mare non ci fidiamo assolutamente delle condizioni meteo del Ciriaci. Cangianti, come ci insegna la pazza più gerellina di Roma Nord. Laurato col tacco, Ricci al volo d'esterno, ancora Laurato, in mezzo a 3, cambia bene fascia, chiama un fallo, lo ottiene. Seferi da capitano va a chiedere spiegazioni, ha i gradi per farlo al direttore di gara, che spiega di aver allargato il braccio sul Laurato, ha rappresentato il cuore dell'azione fallosa. Ricci nei pressi, ma immaginiamo tirerà a Massari da questa posizione. Due in barriera, parte a Massari col sinistro, Goletti non la tiene, poi un tocco col tacco e dall'altra parte la sfera termina fuori. Prosegue l'attacco la Pisana, era andato col mancino a Massari. Cervini, Chianelli, Pace, ancora Chianelli. Roma ha parcheggiato il pullman di fronte alla porta di Goletti. A Massari gli lasciano spazio e va col destro, è un gol straordinario quello di Ruggero a Massari a giro sotto la traversa. Nuovo vantaggio Pisana, 2-1. Gran bel gol di Ammassari, aveva appena calciato la punizione col mancino, gli ha lasciato qui il destro, è rientrato bene, l'ha piazzata alla grande, oltre Goletti, la palla che ha sprofondato la sua traiettoria all'ultimo finendo oltre l'estremo difensore della Roma. Un bel vedere questo gol di Ammassari, un bel vedere in generale la gara a cui stiamo assistendo. Non si risparmiano, non hanno alcun motivo per farlo. Pisana e Roma è l'ultimo appuntamento dell'anno, è la 13ª giornata di Serie A. Dopo questa la sospirata pausa natalizia e ecco Seferi, l'uomo che aveva momentaneamente pareggiato la gara, riesce ad andare dall'altra parte. Alcini la lascia a Parroni, Parroni ancora la malcontrolla. Strano vedere due stop sbagliati da uno della classe tecnica di Parroni. Cervini, Ricci, troppo basso.
Lungo lancio di Ricci, Goletti, anche disturbato dal vento che ha allungato il volo del pallone. Al centro la Roma. Lungo cambio di gioco di Lorusso, Seferi col petto, gran classe, poi rientra come al solito sul sinistro, provano a tenerlo in tre, va ad appoggiare ancora dietro, Succi, l'azione della Roma prosegue, ne ha anche lui tre intorno, finisce per commettere fallo. Tutta l'esperienza di Chianelli qui, ha messo il piede prima di Succi, si è fatto toccare, si è fatto far fallo in un'azione che si stava ben sviluppando per la Roma, una trama che era passata dai piedi dei giocatori per ora più ispirati, Seferi e Succi. Qui è ispirato anche il numero 9 della Pisana, che va da Laurato. Solita azione sulla sinistra di Laurato, l'appoggio, il cross dal fondo, nessuno però a chiudere fuori area, aveva stretto sul primo palo Massari, contropiede guidato da Parroni, un po' spinto per ora, prova ad accendersi andando dal solito Klaus Seferi, abbassa la testa e Ricci deve entrare in scivolata per il calcio d'angolo per la Roma. Lo stesso Seferi a prendersi cura della battuta del corner che viene dato fuori a Parroni, la rigioca da Seferi, una palla difficilissima da mettere giù, ci riesce comunque il capitano dei giallorossi, aiutandosi con un braccio secondo l'arbitro. La Pisana ha tanta fretta di ripartire, lo fa con Laurato può puntare il diretto avversario rientrando per una volta bene sul destro dall'altra parte, attende come al solito Ruggero e Massari, le finte Chianelli, Pace, chiamano una conclusione tesa dalla gran distanza, c'è fuori Ferretti squalificato nell'ultima gara con la Colbet a dar manforte ai suoi compagni. E certo per un tifoso biancoceleste doc come Filonardi deve essere bello difendere i pali della propria squadra proprio contro la Roma. Parroni non gli lasciano spazio per il tiro dalla distanza, ne conoscono la gran pericolosità, è letale da ogni posizione Parroni, anche perché sa tirare anche praticamente da fermo. Lo Russo protegge il calcio d'angolo sul rimbalzo del pallone, era Pisapia, scusate, batte col mancino, la palla finisce fuori, Oliva la controlla, gli scende sul sinistro, trasformazione rugbistica per lui. Filonardi, il rinvio di Filonardi, carpito con la testa dalla Roma, poi Ricci, Chianelli, playmaker in gran tranquillità oggi il capitano della Pisana, Laurato, sovrapposizione premiata da parte di un puntuale Ricci, la lascia lì al numero 9. Ricci rimane in posizione offensiva, ma è tornato ancora una volta Klaus Seferi, che viene spinto nettamente, calcio di punizione. Pisapia fa notare all'arbitro che non è la prima volta che Seferi viene fermato, la Roma l'ha voluto abbattere da dietro e con gran velocità questa punizione, non rispettando il punto di battuta che sarebbe stato propizio anche per un tiro. Qui Parroni ha scavato dal nulla un cross, molto attento Ricci in diagonale, poi anche Laurato che la tiene in campo con il recupero proprio sulla linea. Allora Chianelli dall'altro lato a Massari, con pazienza da Pace, Cervini, soluzione sempre abile e libera per la Pisana, dietro Ricci, ancora Ricci, in pressing blando Succi, con l'esterno Ricci, molto bene a tagliare praticamente mezzo campo, va dal numero 9 in surplus, Pace, sovrapposizione a Massari, la liscia, dall'altro lato Laurato, attenzione, l'azione è viva, Goletti, la spegne però, che gran parata di Goletti, è andato a terra in una frazione di secondo, ha anche azzeccato l'angolo. Laurato aveva provato a spiazzarlo con una finta, ma fermo fino all'ultimo, va giù sulla propria destra, poi dice anche mia, e non è un buon segno che i difensori della Roma invece rinvino, anziché lasciare la palla al proprio portiere che aveva tra l'altro appena effettuato. Davvero una gran parata.
Roma a sinistra. Paoli è il numero 5 che sta giocando al centro della difesa. Quando parte un lunghissimo lancio, come al solito su Seferi, che uccide lì il pallone col sinistro, usa tutta la lunghezza delle sue gambe, poi tunnel a Ricci, se ne va anche su Cervini. Seferi a tratti incontenibile oggi. Fuoco sbagliato. Paoli. Calcio dalla gran distanza, va Filonardi a mano aperta. Col tempo di tuffarsi, ma lo fa bene, esce con i pugni qui. Poi dal limite l'intervento della Pisana, non parte il contropiede, chiude bene Pisapia. C'è dietro l'ultimo uomo, poi adesso Paoli. Lo stop di Alcini, la tiene giù Alcini, l'appoggia da Pisapia. Vuole lo spazio per il sinistro, finisce per andare da Succi, forza la giocata Succi, palla che finisce fuori, ma Filonardi salva per ora il vantaggio della Pisana, almeno in 2 occasioni, così come fatto da Coletti dall'altro lato. Ecco il rientrante portiere della Pisana che opera il rinvio, la palla gli torna, va con l'esterno, la tira direttamente fuori. Time out Roma, piccola pausa per noi. Si riparte dopo il time out chiesto dalla Roma Calcio a 8, non manca molto al finale di questa prima frazione, 13ª giornata di Serie A. La Pisana Calcio a 8 è in casa, in vantaggio da capolista contro la Roma. Chianelli ha già battuto per il proprio numero 9, tiro dalla gran distanza che scende proprio all'ultimo. Un po' di zoom e si continua. Ha smesso di piovere, dovrebbe minacciare altre gocce, almeno per lo svolgimento di Real Granella Cud 272, partita che verrà ripresa e commentata da terra dal prode Filippo Di Camillo. Speriamo che le precipitazioni non ne rovinino la performance per lui. In alternativa, la cronaca di Cotton Club Testaccio, il big match che seguirà direttamente a questa gara. Succi la tiene lui, si mette in proprio e se ne va. Succi sul fondo, rientra al lato corto, altro tunnel e fallo. S'avvicina Seferi, giungono anche le istruzioni di Roberto Pisapia. Ha detto qualcosa al capitano, vuole probabilmente andare lui. Vediamo chi va dei due. Complottano Seferi e Pisapia, si allontana Seferi, Pisapia diretto in porta infatti e di testa ad allungare direttamente dall'altra parte Cervini, attento sul primo palo. C'erano tanti giocatori della Roma, sono tutti nella metà campo della Pisana, giusto così, c'è da attaccare. Un risultato che per ora vede sotto quelli di Rossi. Seferi col rischio di commettere fallo in gioco pericoloso, dall'altra parte raccoglie Pisapia che è pressato, la tiene col corpo, bene Pisapia, aggiunge anche a Massari, palleggia e poi crossa di testa Chianelli in elevazione. Rinvio pulito del numero 9, Laurato vuole di nuovo allungare la Pisana che va redisponendosi e salendo. Pisapia, Parroni fanno buona guardia su di lui, stavolta con un fallo. Lo stesso Parroni a batter la punizione che va verso Vannozzi che tira la palla, scende all'ultimo. Un mini muro di 2 uomini di fronte a Filonardi. Fallo laterale battuto, Succi ha tentato un aggancio impossibile. Attenta la Pisana dietro, ma non tanto su questi calci piazzati. Il rinvio con i piedi di Filonardi è lunghissimo, direttamente da Coletti. La palla gli rimbalza avanti. Chiedono un tocco dalla panchina della Pisana, ma era evidente che Coletti avesse osservato il
pallone salire sopra la propria traversa. Per ora un arbitraggio esemplare da parte dei due direttori di gara, una partita comunque non difficile, c'è grande agonismo, ma tanto rispetto in campo. È l'ultima dell'anno, nessuno vuole rovinarsela con sciocchi atteggiamenti, che comunque è già un po' di tempo che non vediamo associati a due squadre esemplari sotto questo punto di vista, nonostante la Pisana abbia dovuto soffrire 2 espulsioni nell'ultima gara contro la Golbet, 2 espulsioni combinate per flebili proteste, almeno quelle che noi abbiamo potuto cogliere qui dalla nostra postazione. Laurato, spinto da 2 e fallo. Si lamentano naturalmente Succi e Pisapia, si deve ribattere. L'arbitro forse pecca un po', alla fine viene ribattuta da dietro a Massari, Goletti respinge a 2 mani. Duplice, fischio che giunge proprio in questo istante, termina il primo tempo di Pisana-Roma 2-1 per la capolista. La Roma che rincorre, insegue, prova e cerca il pari. Ci risentiamo per la ripresa. Quasi tutto pronto nel frattempo per la ripresa delle ostilità. Trattasi di Pisana Calcio 8 Roma Calcio 8 GSA, 13ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, quella in cui la capolista Pisana proverà con una vittoria a confermare il suo primo posto in classifica. La Roma Calcio 8 non ha nessuna intenzione però di perdere anche questo big match e di scivolare più lontana dai primissimi posti, anche se sempre nel cuore della zona playoff. Fischia l'arbitro, Massari vuole andare diretto in porta col sinistro, Goletti deve subito alzare sopra la traversa. Gran freddo qui al Ciriaci, non l'hanno sentito le squadre nel primo tempo. Hanno giocato davvero una prima frazione a grandi ritmi sin dai primi minuti, anche con grande lucidità. Non è facile, soprattutto dato il vento. Qui Chianelli in diagonale, rasoterra, la Roma commette l'errore di rimetterla praticamente in area di rigore. Poi Seferi, servito con la palla aperta dall'altro lato, ma interviene il numero 9 della Pisana che va alto sulla traversa. Goletti dal fondo. Al rientro oggi Stefano Goletti dopo l'infortunio occorso proprio qui al Ciriaci nella gara persa contro il Cotton Club. L'intervento di Barbarella in scivolata non fu cattivo, ma fu sicuramente pericoloso per la mano del portiere della Roma, che oggi ha dimostrato di essere tornato subito in forma come lo ricordavamo. Stessa cosa ha fatto dall'altro lato Filonardi, davvero molto positivo in un paio di situazioni. Qui fallo subito da Pisapia. Batte la punizione cambiando fronte dall'altro lato. Paoli se ne va bene. Paoli in diagonale, la lascia lì Chianelli. Eccolo il capitano della Pisana. Poi Laurato. Prova ad andarsene. La lascia Ricci. Subito fallo. Battuta velocemente la punizione. C'è Chianelli che va da Ricci. Scusate, naturalmente da Massari. Pace, cambia fronte, le istruzioni dalla panchina di Ferretti che guida con un joystick i suoi compagni, non arriva in sovrapposizione Ricci, può ripartire la Roma con Seferi a campo. Seferi, il sinistro fintato, il compagno che si inserisce, viene servito e va al tiro ancora, Filonardi stavolta con i piedi. Calcio d'angolo per la Roma, battuto su Seferi. Seferi rientra al vertice, prova ad inventarsi un assist in scivolata, hanno recuperato in 3 quelli della Pisana che guidano ora il contropiede con Chianelli, veloce, arriva a Massari, ha il lungolinea, sceglie invece il tacco per la corrente numero 9, eccolo sulla fascia destra, ancora a Massari, autore del gol più bello della gara sinora, Capitan Chianelli, il rimpallo perso da Laurato e anche una gran palla recuperata da Daniele Paoli, quindi Succi a far proseguire con una grande idea al volo, nulla da fare però. Ci sono compagni in sovrapposizione. Allora Filonardi. Lancio su Succi, fallo laterale Pisana. Lo batte Pace. Tornando indietro da Cervini. Laurato più centrale del solito.
chiama un 1-2 ma non si chiude, contrasto energico, esce bene la Roma ma lascia lì il pallone. Allora ancora Pisana, buon inizio di ripresa per quelli di Di Pasquale che occupano tutte le zone del campo e con Ammassari cercano un attaccante che non la trova. Allora Succi dal cerchio di centrocampo a salire Succi, rimpallato il suo tentativo di dribbling. Ammassari, Ricci dall'altro lato, prima finta il tiro, poi lo effettua, sbarrata la strada al numero 9 con un tentativo di ostruzione comunque non falloso. Allora la Roma, Seferi, eccolo Seferi, le sue finte come al solito sul sinistro, all'appoggio in Succi che tira deviato, Filonardi ancora reattivo, blocca, il rinvia con i piedi, va a lungo, c'è il colpo di testa, attende ai confini della propria area di rigore Coletti che fa ripartire velocemente una Roma che si è resa pericolosa qualche istante fa e che prosegue il suo attacco con Pisapia. Si chiudono bene al centro quelli della Pisana che hanno imparato l'errore del primo gol. Filonardi rinvia fuori, fallo laterale battuto su Pisapia, una finta palleggio, quindi Succi, tiro col destro, non lontanissimo dal palo alla sinistra di Filonardi. Pronto al rinvio il portiere della Pisana che da tifoso biancoceleste doc avrà un gusto particolare nell'esordire da titolare in Serie A della Lega Calcio 8 quest'anno proprio contro la Roma. Laurato il destro che si abbassa all'ultimo. È una buona occasione ancora per una Pisana manovriera ma che cerca sempre il tiro dalla distanza, almeno in questi secondi 25 minuti. Seferi invece, come al solito con l'azione travolgente, non riescono proprio a fermarlo, è in uno stato di grazia Seferi, almeno fino al coraggioso contrasto di Ricci che poi subisce fallo. Gli dà il 5 Seferi, interpreta alla grande i gradi di capitano oggi. Aspetta, fammi mettere bene Andrea, Manu. Cervini, metronomo da Chianelli, quindi di nuovo Cervini dopo il tocco di Ricci. Chianelli, ancora Cervini, cerca un taglio, poi alla fine va lui dentro, appoggia a Chianelli, si torna la pace in verticale, poi un tacco dentro, poi la palla giocata in verticale, Succi, recuperato il pallone da Ricci, l'ha giocato direttamente dentro e arriva il gol del 3-1 della Pisana Calcio a 8, un'azione improvvisa in verticale e sono di nuovo avanti di 2 quelli di Di Pasquale. E allora vi preannunciamo da ora che, dato il rinvio di Real Granella, COD 272, la ripresa e la telecronaca della gara è stata vinta dal Real Granella la partita a tavolino per 4-0. Saremo più specifici nei prossimi giorni con le news naturalmente su legacalcio8.it. Attacca nel frattempo la Roma col numero 7, ne ho entrato. Trattasi del ragazzo Daniele Lorusso, l'abbiamo nominato tante volte prima, solo ora è entrato in campo per la Roma. Seferi, lo scambio che non riesce, ma Lorusso tira lo stesso. C'era Filonardi sulla traiettoria nonostante l'intervento, comunque il calcio d'angolo di Cervini. Battuto il calcio d'angolo, la soluzione corta preferita da Seferi che dialoga ancora lì dal fondo, poi la riceve in area di rigore ma se la fa passare sotto la suola quando s'alza il vento del ciriaci e le foglie che d'autunno si sono ingiallite, ora d'inverno col freddo cadono quando c'è il lancio. Al cambio di gioco ottimo su Laurato può puntare la difesa della Roma. Laurato dal vertice dell'area di rigore, ancora lui, il numero 11, a danzare sul pallone, a provare ad andarsene, il suo diagonale, Goletti in fallo laterale. E vi raccontiamo quindi che, dato il rinvio di Real Granella COD 272, Filippo Di Camillo, la vittoria a tavolino per il Real Granella, Filippo Di Camillo non sarà impegnato bene in quella gara, sarà direttamente il depositario di quel big match che tanto agognava Cotton Club, Testaccio Calcio 8. Il sottoscritto andrà a goderselo invece da Bordocampo. Laurato, il numero 9 torna indietro,
Chianelli. La Roma non ha nessuna intenzione di arrendersi, rischia di essere un gran finale di gara, anche se Laurato qui stava forse per chiuderla. Succi, il movimento da attaccante vero e poi copre con la schiena su Cervini, ma è sempre chiuso da 3 Succi, trova Seferi, per una volta dalla media distanza sulla 3/4 con spazio per pensare, ma per andare anche direttamente tra le braccia di Filonardi. Lunghissimo lancio di Cervini, di poco impreciso. 9 minuti e 30 secondi, lo dice l'arbitro sotto la nostra postazione al termine, con la Pisana calcio a 8 avanti per il 3-1 e una Roma che attacca sprombattuto. Si difendono quelli in maglia nera, qui tira Seferi, ancora con il piede sinistro Filonardi. Si sta guadagnando a suon di parate non tutte impossibili, ma comunque efficaci. La palma di top player della gara al rientro in Lega. Succi. Lo stop del numero 11 della Roma. Si tratta di Valerio Indelicato, lui top player dell'ultima gara della Roma. Quella persa in casa per 3-4 contro Gen Fitness. A differenza di questa gara lì, una Roma in controllo per buona parte della partita. Poi invece rimontata negli ultimi minuti dalle grandi prodezze della squadra, guidata in primis da Max Tonetto e Marco Cassetti, non due qualunque. Non è stato facile giocarci contro, proprio contro la Gen. Invece la Pisana si è guadagnata la testa della classifica andando a vincere 4-1 con la contemporanea sconfitta della Golbet in casa col Testaccio. Una vetta per ora ancora non abbandonata da quelli di Pasquale. Ammassari, Laurato, Pace, Cervini, il numero 9 che non la tocca bene questa volta. Laurato però è rimasto in zona, ma lotta la grande, Indelicato, non si arrende, subisce anche un colpo sulla caviglia. Ora la palla c'era la Pisana, ma vediamo negli sguardi dei giocatori della Roma tanta voglia di rientrare in gara, voglia di rientrare in campo. Lo sta per fare Valerio Parroni lì sotto vicino alla panchina a dare indicazioni insieme a mister Rossi. La Pisana ha ricominciato a tessere le sue trame tenendo il possesso. C'è il tacco di Ricci, Ammassari a contrasto con Pisapia, che certo la gamba non la toglie mai. Scusate, trattasi di... sto spiegando. Era lo russo naturalmente, non Pisapia. Eccolo invece Pisapia. Succi ne sfida sempre 3 per volta, non ha la meglio nemmeno in questo caso. Senza fallo, e poi si va da Filonardi con i piedi a gran confidenza, proveniendo dal mondo del futsal. Provenendo, scusate. Praticamente ha fatto l'incidente stanotte alle 6 di mattina, uno del COD, non so. Gli ha chiesto di rinvio a quello del Real Granella. Il Real Granella ha accettato. La Lega non ha accettato. Barroni lunghissimo, Filonardi la blocca. Devo riprendere l'ingresso perché loro i primi 5 minuti li giocano, poi se ne vanno dal campo. No, resta. Parroni. La 9 della Pisana va dentro, Goretti la tiene. Forse non riusciamo noi a tenere le pad perché si è alzato un gran vento. Nel frattempo si salutano e spiegano le proprie ragioni, ognuno all'altro. Michele Villani, che è giunto qui fuori la nostra postazione, e Davide Di Pasquale prima del time out che ha chiamato la Pisana. È tutto pronto per la ripresa delle ostilità. C'è stato un time out chiamato dalla Pisana Calcio 8 che riprenderà con un fallo laterale battuto da Pace. Uso quello io per conto. No, sempre questo, io vado via con quello. Mannaggia, è vero, sennò stanno tutte e due qua devo montare. Così quell'altro. Scegli Valentino. Palla dietro a Filonardi. Scusate i problemi che sentirete nell'integrale, ma ci stiamo riassemblando dato che Real Granella Code 272 non si giocherà.
Di Pasquale vuole tenere sulla corda i suoi perché vede una Roma più viva che mai. Se ne vanno sulla destra i giallorossi. La chiusura di un attentissimo Pace. Non è stato chiamato sempre in causa in questa stagione, ma ha sempre risposto presente. Succi a battagliare, Succi come al solito. Passa almeno fino all'intervento di Capitan Chianelli. Indelicato. Indelicato si pone tra avversario e pallone Ricci, guadagna calcio di punizione e conferma il grande stato di forma suo ed in generale di una squadra che sta meritando la posizione occupata in classifica, anche se rischia qui di complicarsi la vita da sola sulla pressione di una Roma che qui appoggia con Goletti a Parroni. Ha alzato il turbante Oliva perché la temperatura è semmai scesa in questi ultimi minuti. Se possibile, Succi, l'intervento del suo omologo numero 9, l'ha colpito sullo stinco, c'è fallo laterale, lo batte Oliva sotto la nostra postazione. Tra numeri 9 si danno il 5, tanta dignità anche oggi in campo. Seferi passa, sgambettato, calcio di punizione. Sulla palla! La classifica, come stiamo messi? Anche Michelangelo Para tra gli ospiti accreditati qui sotto la nostra postazione. Approfittiamo per salutarlo, così come abbiamo fatto col presidente Michele Villani. Osserva da fuori ma con grande attenzione l'evolversi della gara con la sua Roma, che qui ha la possibilità per rifarsi sotto. Calcio di punizione, Succi lo batte molto male. Filonardi al rinvio. Salta come sai il piattino. Lungo rinvio, la palla scorre, la difesa della Pisana da qualche minuto non corre più i pericoli corsi nei minuti precedenti. Qui Chianelli a Massari, aiutandosi con un braccio, furbescamente secondo l'arbitro. Parroni col piatto dentro, gran tempismo di Cervini che poi porta fisicamente fuori l'azione della Pisana, prendendosi fallo nella metà campo avversaria. È un arbitraggio impeccabile, quello dei due direttori di gara che stanno tenendo in pugno una gara non facile, ma mica per nulla, c'è gran correttezza, lo vediamo anche dalle proteste molto civili di Seferi, che giustamente fa valere i suoi gradi di capitano. Una gara non facile perché è giocata a gran ritmo, ma c'è da star dietro a giocatori che ribaltano l'azione da un lato all'altro, non è facile. Rientriamo in ripresa e commento mentre Filippo Di Camillo prepara qualche statistica per Cotton Club Testaccio. La gara che ha aperto questo 2016 lo chiuderà per i campioni d'Italia e per i vincitori di Coppa Italia e Supercoppa, ma qui è un'altra storia. Ne ha messi due in barriera Goletti. Brutto calcio di punizione, semmai peggiore di quello di Succi. Di Pasquale richiama l'attenzione di Ammassari, vuole che il numero 8 segua gli dettami del colonnello. Goletti, Parroni, converge la Roma, si va a destra, Succi ancora pressato, è una gabbia di uomini quella posta intorno a Succi, gli stanno impedendo di esprimere la sua classe. Si ritaglia lo spazio fino a un certo punto Parroni, offre la chance per il contropiede della Pisana, occhio alle finte indemoniate alla sovrapposizione lungo la sinistra. Goletti è uscito, ma riesce con una mano a metterla in corner. C'è l'occasione per Ricci. La batte Ricci, va da Laurato dal limite, palla rinviata dalla Roma, contropiede che non parte, ancora il destro, ingannati dalla nostra postazione, probabilmente il pallone è uscito
più largo rispetto a quanto riuscivamo ad evincere data la prospettiva. Oliva ha ceduto a un compagno, lì a destra prova la Roma, tiro a giro, facile preda per un Filonardi, sempre in controllo. Laurato con l'esterno Laurato in verticale. Il numero 9 della Pisana può orchestrare un'altra grande occasione, la palla sfiora la traversa. Torna Matte, piano piano Matte! Lascia andare, oh, vado io, Matteo, lascia andare! Parroni, Seferi, la tiene fuori a Massari. Gli ultimi assalti della Roma Calcio 8, che deve riaprire in una di queste azioni la gara che la vede sotto di 2 reti. Con solidità la Pisana oggi. Ancora Roma, ancora indelicato, forse fallo su di lui. Non se ne vede l'arbitro, la rimessa laterale comunque per i ragazzi allenati da Roberto Rossi. Rimessa effettuata per Valerio Parroni. Prova Parroni, se ne va in un fazzoletto, l'appoggia fuori. Palleggio di Oliva che voleva prepararsi lo spazio per il tiro, poi invece va fuori. Ma alla Roma si scopre incredibilmente 2 contro 0 e Goletti evita un incredibile autogol. Si arrabbia da morire Di Pasquale qui, anche perché spinge dall'altra parte la ripartenza Seferi. Seferi converge sul sinistro, gli dà spazio anche per andare dal suo compagno, il diagonale è respinto. Partita che rimane a grandi ritmi sino all'ultimo, con la Pisana che la riconquista e se ne rivà fino a una trattenuta che non arriva. L'arbitro lascia correre, la palla è giocata ancora sul numero 16, il capitano della Roma Seferi. Deve mettersi in proprio, lo fa nascondendo il pallone, poi il sinistro ancora, Filonardi, doppia deviazione. Un'azione infinita, si arrabbia da morire Di Pasquale col suo numero 9, c'era da chiudere la gara. Ha optato per un passaggio troppo docile e altruista e ora la Roma con la palla che finisce fuori. Oliva che la dà a Parroni, per una volta vede il varco per il tiro, Filonardi tiene anche questa. Osserva sconsolato Rossi questi ultimi minuti della sua Roma Calcio 8, ma può essere orgoglioso della prova di sostanza e di orgoglio appunto che stanno mettendo in piedi i giallorossi, che ora provano a liberarsi con Seferi, un tacco di troppo, lizioso quando non serviva. Allora contropiede della Pisana, spinto da Laurato, che di solito è molto concreto in queste occasioni, va dal suo numero 9, vuole convergere ancora una volta, cerca Chianelli che ha Laurato, è rimasto in zona, il jolly in maglia numero 11 della Pisana, che se la porta fino alla linea di fondo viene commesso, fallo su di lui. Cartellino giallo per Succi che ha calciato via il pallone. Punizione Pisana a Massari, a giro dentro, la palla attraversa tutta l'area di rigore e finisce fuori dall'altro lato. C'è stato il tocco di Goletti, sarà calcio d'angolo. Ricci rasoterra sul primo palo, chiude la Roma. Si prende naturalmente anche qualche secondo in più la Pisana Calcio 8, che guadagna istanti in vista del termine, battendo però davvero molto male questo calcio d'angolo. Per fortuna dei neri, dietro c'è l'ultimo uomo, Pace, a far da guardia e a ricevere anche questo cambio di gioco. Lo fa scorrere, non se lo aspettava a Massari, c'è fallo laterale per la Roma che stringe i tempi e va da Seferi. Appoggio dietro, Parroni,
Sono loro che devono tentare la giocata risolutiva, manca poco, pochissimo al termine. Oliva. Chianelli ancora. Succi. Rinvio senza guardare di Ricci. Gioca col cronometro la Pisana, gioca col pallone la Roma, che probabilmente non riuscirà a pareggiare questa gara, ma per impeto, spirito, per mentalità e per psicologia messa in campo in questa partita, cercare il pallino del gioco in casa di una capolista da 4 gol e mezzo a partita va comunque lodata. Ecco un'altra azione, Parroni che calcia, c'è una deviazione, anzi no, sarà rimessa dal fondo. Rinvio di Filonardi, rinvio Roma, Parroni, 2 minuti di recupero. la tiene dentro, sono 120 secondi al termine di recupero, l'ha detto ora l'arbitro. Succi non riesce il forte di Succi, fallo laterale Pisana. Danilo. Vai su Danilo. Rimessa effettuata, c'è un tocco, Massari arriva da dietro come un falco, la tiene, ma poi se la trascina fuori, vuole che ritorni velocemente Di Pasquale, indelicato, fallo su di lui Di Pace, intelligente, poi va anche a chiedere furbescamente scusa Pace che comunque prende il cartellino giallo. Secondi utili per la Pisana perché l'arbitro dovrà fischiare per la ripresa del gioco. Gran sportività da ambo i lati oggi. Lungo Parroni, stop e poi Succi, da lì può anche tirare, lo cerca il destro infatti, ma va allargandosi forse troppo, contrastato, rimane in piedi, la cede indietro, quindi un sinistro che parte senza deviazione. 30 secondi al termine della gara. Ricci, sale Ricci, va dal numero 9, una finta, il destro ancora, fuori di un nulla. Goletti ha battuto velocemente il rinvio, indelicato, col tacco, un immenso Pace. Oggi su questa corsia non aveva un compito facile, gli esterni sono il punto di forza di una Roma Calcio 8 che si deve invece arrendere al triplice fischio del direttore di gara alla capolista Pisana Calcio 8 che rimane tale sino alla fine dell'anno solare 2016. Questi i contenuti della 13ª di Serie A.